Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 29 febbraio. Dunque, questa sera ci sarà consiglio comunale, ci sono tante incognite. Al momento della registrazione di questo servizio sappiamo che ci sono i capoccioni di Fratelli d'Italia tutti insieme col sindaco, vedremo cosa partoriranno da questo confronto, se il sindaco accetterà questi nuovi due nominativi all'interno della giunta oppure chissà quali cambiamenti ci saranno, quindi sarebbe da capire. Domani mattina probabilmente lo sapremo, quindi oggi per quanto riguarda il Consiglio Comunale. A parte questa incognita, c'è un'altra cosa molto interessante ed è praticamente nell'ordine del giorno, uno dei punti dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera, c'è un provvedimento urbanistico per la realizzazione di un'abitazione, diciamo, sottomarina, nella zona più o meno dove c'è l'arena. Allora, limitiamoci a parlare dei fatti, quindi riassuntino delle puntate precedenti. All'ultimo Consiglio Comunale c'erano due provvedimenti di questo tipo. Il sindaco aveva chiesto che venissero rimandati in pratica e il Consiglio Comunale invece ha deciso, il sindaco aveva chiesto di spostarli perché gli interessava prima votare il bilancio e invece praticamente non ha avuto il numero, per cosa molto significativa, per poter, diciamo, spostare l'ordine del giorno. E quindi sono stati votati. È stato votato un primo provvedimento, che era sempre la fotocopia, certo in due situazioni diverse, ma la fotocopia dell'altro, e praticamente a grandissima maggioranza, mi pare 19 voti, adesso non ricordo esattamente, è stato bocciato. Quindi quel provvedimento urbanistico non passa. Il secondo provvedimento, siamo venuti a sapere dopo, è di un progettista che è cognato, parente della Maria Rosa Boscolo, e fatalità, parliamo dei fatti oggettivi, il suo collega Roberto Rossi ha chiesto in quel Consiglio Comunale che lui non lo sapeva bene, voleva essere informato, eccetera, eccetera, e chiedeva una commissione, venisse fatta una commissione. Nota bene, la Maria Rosa non era presente. Come non erano presenti i due consiglieri comunali, l'architetto Marcellina Segantin e il consigliere comunale Mattia Chiodoro, i quali però in modo molto trasparente hanno detto: noi ci sentiamo incompatibili perché siamo progettisti anche noi e usciamo dall'aula. La Maria Rosa, Santa Maria Rosa, invece è uscita dall'aula e è stata ben zitta. Sto parlando solo di quello che è successo, non sto dicendo nulla, non è che sia obbligata a dire io esco perché questo provvedimento è del mio cognato, no, non è obbligata. E Roberto Rossi dice io non sapevo nulla, rimandiamolo. Il Consiglio Comunale, con i voti della maggioranza, rimanda questo provvedimento. Lo rimanda perché sto Roberto Rossi chiede una commissione per essere informato, perché non lo sapeva niente, quindi voleva essere informato. Nota bene che quel provvedimento, c'è una lettera, un'email del dirigente dei lavori pubblici, ingegnere Stefano Penzo, che scrive alla segretaria generale, alla giunta e all'ufficio urbanistica che quel provvedimento non deve andare neanche in Consiglio Comunale, non essere neanche votato, neanche portato in Consiglio, perché costruiscono una casa su una strada pubblica, quindi praticamente è un provvedimento privato, per carità ci mancherebbe altro, ma che praticamente va a collidere con un interesse pubblico, e invece è stato portato in Consiglio e tra l'altro, a differenza di un altro, non è stato bocciato, non chiesto. Nasce il discorso della commissione, la commissione non viene fatta. Il presidente della commissione, Claudio Bullo, per altri motivi, a me le ha detti ma lasciamo perdere, non viene fatta. Quindi domani, scusate, questa sera, il Consiglio Comunale, vedremo come sarà messo, con tutto il pubblico che sarà lì e anche che lo teniamo tutti quanti cos'è, vedremo se questo provvedimento del cognato della Maria Rosa Boscolo, della lista
scusate, io non posso non chiamarli energia cinica, abbiate pazienza, no, non ce la faccio a chiamarli in modo diverso, credo che sia anche tanto se dobbiamo chiamarli in qualche altro modo, praticamente vedremo cosa faranno. Ecco, io non dico altro, vi consiglio di seguire il Consiglio Comunale e vediamo come andrà a finire. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Ho attivato il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, perché abbiamo un rischio potenziale, però per carità la situazione è sempre monitorata dai volontari di protezione civile, anche oggi erano fuori, anche stasera usciranno a controllare gli argini del Bacchiglione e specialmente nella zona di Cabianca e Punta Gorzone. Abbiamo già avvisato anche il presidente del comitato di Cabianca che informi tramite il loro canale WhatsApp insomma i residenti. Il colmo diciamo adesso è a Montegalda, mi dicono, e potrebbe arrivare rispetto nella nostra zona, ripeto, intorno a 24-36 ore. Quindi situazione in continua, ovviamente, diciamo, in continua, come posso dire, siamo praticamente in continuo monitoraggio, ecco, della zona che potrebbe essere potenzialmente a rischio sul nostro territorio. E basta, ecco, quindi nessun allarmismo in questo momento, però situazione in continuo monitoraggio. Un evento speciale alla Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Martedì 12 marzo sarà una giornata benessere. Ti sarà offerta una serie di servizi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di dimagrimento e riduzione della cellulite. Avrai attenzioni speciali per raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere e sconti speciali sui prodotti della linea Somatoline. Passa in farmacia, non perdere questa occasione unica. Farmacia San Giovanni, Borgo San Giovanni, Chioggia. Spesso si dice che Sottomarina non abbia le giuste attrattive per il turista, si dice che gli eventi siano pochi e di non molto spessore. È stato annunciato proprio in questi giorni il concerto di Emma Marrone in cartellone per il 2 agosto, per il quale è già stato dato il via alla prevendita di biglietti e che in cartellone dovrebbe attrarre un pubblico importante. A questo dovrebbero esserci agganciati altri 2 eventi che al momento non sono noti. Sappiamo che sono in corso incontri con tutti o quasi gli organizzatori di eventi che hanno fatto le loro proposte per la stagione estiva. Sul tavolo verranno sventagliati numerosi spettacoli e attrattive per tutte le età, per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Anche quest'anno si dovranno fare delle scelte che troveranno il plauso di una parte della cittadinanza e le critiche di un'altra parte. Per l'amministrazione sarebbe perfetto portare a Chioggia più attrazioni possibile, di valore, spendendo il meno possibile. Ci sono impresari che a parità di attrazione chiedono importi inferiori, portando comunque sul palco un prodotto di qualità, in grado di far giungere a Chioggia centinaia di persone, creando movimento e facendo girare economie. Sarà quindi una dura scelta, ma che andrà fatta in tempi brevi per permettere a chi verrà coinvolto di poter organizzare i progetti presentati. Il carnet degli ingaggi degli artisti fa presto a riempirsi di appuntamenti e si rischia, se ci si muove in ritardo, o di doversi accontentare della data o dell'artista rimasto senza ingaggio. Il tempo vola, siamo a marzo e all'estate bisogna cominciare a pensare il prima possibile, sia per organizzare gli eventi, sia per le kermesse e i raduni, in cui, se si vuole una folta partecipazione, la data va resa nota agli organizzatori il prima possibile. Questi poi, a loro volta, la devono comunicare ai propri affiliati e associati per garantire la massima adesione e quindi la massima partecipazione e curiosità tra il pubblico. Non ci saranno rese note subito le scelte fatte dal Comune per quest'estate, ma ci sono eventi che, oltre a quelli della tradizione, leggi marciliane e Sagra del Pesce, non dovrebbero mancare, soprattutto quelli che all'amministrazione non vengono a costare molto, ma che attraggono centinaia di persone dal primo all'ultimo giorno, dal King of Chiosa alla festa del pesce azzurro al We Love 90 e tanti altri che fanno fiorire la nostra città. Non vediamo l'ora di sapere con che calendario eventi Chioggia quest'estate farà faville. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il Gran Gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. È successo ancora, questa volta a Bovolenta in provincia di Padova. Una donna di 41 anni, Sara Buratin, mamma infermiera in uno studio dentistico, è stata trovata morta in casa dalla madre. Un vicino ha riferito di aver sentito lei e il marito litigare di fronte a casa. Da circa un mese la coppia aveva interrotto la convivenza. Il marito di Sara è stato trovato qualche ora dopo in un fiume senza vita. Una figlia quindicenne rimane senza madre, vittima dell'ennesimo terribile femminicidio che ha distrutto l'ennesima famiglia. La violenza sulle donne è un terribile male, contro il quale non dobbiamo mai retrocedere, perché quando si parla di violenza sulle donne non si tratta solo di diritti delle donne, ma di civiltà e libertà di tutti. Tra pochi giorni sarà l'8 marzo. Quando si dice che dobbiamo ricordarci delle donne tutto l'anno, significa anche fare di tutto per evitare episodi simili. Mai più femminicidi, mai più paura di denunciare. Donne, mai più paura di essere libere. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ma vabbè, problemi ce ne sono anche in altre città, Mestre, certe strade c'è aver paura, non solo in centro, ma anche non solo in periferia, ma anche a volte anche in centro, se ne sente di tutti i colori, tra spacciatori, tra drogati per strada, tutta una serie di situazioni, insomma, e anche a Padova, in zona ferrovia, insomma, quindi a Chioggia, tutto sommato, siamo ancora un'isola felice, però purtroppo continuiamo ad avere segnali veramente di un degrado del rispetto verso le istituzioni, rispetto verso i servizi pubblici. Abbiamo già parlato tempo addietro di quel genio che aveva preso a calci la portiera della Corriera perché che camminava in bicicletta sul ponte dei Cavanis
De Cavanis, dove c'è la pista ciclabile, questo invece andare in pista ciclabile e andare sulla strada, siccome quello della Corea gli ha suonato, questo si è dispettito perché insomma mi suoni anche, e ha preso a calci la cosa, denunciato a parte, è stato rintracciato e denunciato. Se non fosse che non è penale, l'avremmo pubblicato foto e nome, perché sarebbe da mettere foto e nome, perché la gente dovrebbe sapere come si comporta certa gente. Lasciamo perdere. Poi è successo l'episodio di qualche giorno fa che praticamente un autista bravissimo è riuscito a gestirsi diciamo due fratelli, in particolare uno che ha preso a pugni l'altro in maniera sangue dappertutto, ferma la corriera, una corriera che andava a Venezia, si sono fermati a Valli, blocca tutto, aspetta un'altra corriera, perde, insomma tutta una serie di casini. Siamo venuti a sapere oggi, devo dire la verità, me l'avevano detto così qualche giorno fa, poi mi era passato, ma insomma praticamente che oggi Arriva Veneto ha formalizzato una denuncia a una ragazza di 20 anni, sia l'azienda sia la ragazza, cioè la ragazza per minacce, offese e tutta una serie di cose, Arriva Veneto per l'interruzione del pubblico servizio. Perché? Perché il giorno 13 di gennaio 7 ragazzi, 5 ragazzi, 2 ragazzi, due ragazze sono montate a bordo, non so bene, me l'hanno detto, adesso non ricordo, comunque venendo da Venezia, l'autista, una ragazza, una signora, e ovviamente gli ha chiesto i biglietti. Questi, insomma, in qualche modo alla fine uno di questi ha pagato per tutti, ma una delle ragazze ha iniziato a aggredire verbalmente, non fisicamente, verbalmente l'autista, offendendola con tutta una serie di cose. A un certo punto si sono fermati a Santa Margherita, all'incrocio, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, e quando sono arrivati i carabinieri, questa ragazza, invece di calmarsi, insomma, eccetera, eccetera, ha aggredito anche i carabinieri, e quindi praticamente a un certo punto hanno dovuto, confusione, è arrivata un'altra pattuglia dei carabinieri, si sono presi, hanno scortato a bordo, identificato tutti e 7, e appunto oggi c'è stata, diciamo, la denuncia che è stata presentata. Tutto questo per dire che veramente non si sa dove va a finire, e veramente dovremmo arrivare a avere lo sceriffo per ogni corriera, e purtroppo in questo caso noi chiogiotti purtroppo ancora una volta ci siamo distinti. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Il 27 febbraio del 1933 rimane una data oscura nella storia della Germania e del mondo intero, perché segna un evento fondamentale nell'ascesa di Adolf Hitler al potere, all'instaurazione del regime nazista e quindi del passaggio dalla democrazia alla dittatura. In quella tragica notte, l'edificio del Reichstag, cioè il Parlamento tedesco di Berlino, fu oggetto di un incendio di proporzioni devastanti. Questo incendio fu prontamente utilizzato dal regime nazista per promuovere la paura e l'isteria pubblica e per giustificare una serie di misure draconiane volte a consolidare il potere di Hitler e del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. Il giorno successivo all'incendio, Hitler persuase il presidente Paul von Hindenburg a emettere un decreto d'emergenza che sospendeva i diritti costituzionali fondamentali, consentendo al governo nazista di reprimere le libertà civili e di incarcerare i suoi oppositori politici. Questo decreto segnò proprio l'inizio di una rapida svolta autoritaria in Germania che avrebbe portato alla creazione di un regime totalitario basato sul controllo politico, sulla repressione e sull'ideologia nazista. L'incendio del Reichstag è stato oggetto di intense speculazioni e controversie nel corso degli anni. Sebbene il regime nazista abbia immediatamente accusato i comunisti dell'incendio e ne abbia arrestati alcuni, le circostanze esatte e i responsabili dell'incendio rimangono ancora oggetto di dibattito tra gli storici.
Comunque, durante i processi che si tennero a Norimberga del 1945 contro i principali responsabili del regime nazista, la responsabilità dei nazisti nell'episodio dell'incendio del Reichstag venne definitivamente appurata. Hans Gisevius, che nel 1933 era funzionario al Ministero prussiano degli Interni, testimoniò che l'ideazione dell'incendio fu di Göring e di Goebbels e di Rudolf Diels, ex capo della Gestapo. Riferì in una dichiarazione giurata che lo stesso Göring aveva già qualche giorno prima dell'incendio approntato una lista di persone da arrestare subito dopo di esso. Il generale Franz Halder, infine, riferì che lo stesso Göring, durante un pranzo ufficiale, si era pubblicamente vantato di aver personalmente organizzato anche i particolari dell'incendio. Indipendentemente dalle circostanze precise, l'incendio del Reichstag rappresenta un punto di svolta nella storia della Germania e del mondo. Ha segnato l'inizio di una delle epoche più buie e tragiche del XX secolo, caratterizzata dalla persecuzione degli ebrei, dall'instaurazione del regime nazista, dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'Olocausto. In conclusione, quindi, il 27 febbraio 1933 rimane un giorno fondamentale nella storia dell'umanità come monito costante sui pericoli della tirannia, dell'intolleranza, dell'abuso di potere. L'incendio del Reichstag è un tragico ricordo delle conseguenze disastrose che possono derivare dall'ascesa dei regimi totalitari e autoritari. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 29 febbraio, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.